Amici appassionati di futsal, buonasera, ben ritrovati dal Pala Malfatti di Rieti. Il saluto vi arriva da Mattia Esposito. Ultima giornata di campionato, ultima giornata della Serie A Quinto. Al Pala Malfatti si sfidano Roma e Sandro Abate. 3 punti che servono a entrambe le squadre per provare ad aggiustare un pochino la classifica e cercare di trovare il miglior piazzamento possibile all'interno di un ultimo turno di campionato da vivere quasi con la calcolatrice in mano, perché sono ancora tanti i verdetti che devono arrivare. Il duello più interessante è sicuramente quello per la salvezza diretta. Chiaramente, per quanto possibile, cercheremo di aggiornarvi e di monitorare anche quello che accade sugli altri campi, perché ricordiamo che si gioca in contemporanea su tutti i campi di Serie A questa ultima giornata. Siamo infatti in ritardo di circa 3 minuti rispetto a quello che era il calcio d'inizio previsto qui al Pala Malfatti. Basta solamente un campo a far slittare ovviamente tutti gli altri di questa appunto ultima giornata. Andiamo a dare lettura . Intanto c'è un minuto di raccoglimento da osservare prima del fischio d'inizio. Minuto di raccoglimento in campo per omaggiare Alex Zanardi. Personaggio e sportivo enorme Alex Zanardi, che ci ha lasciati giovani, non aveva neanche compiuto 60 anni. Tutto pronto al Pala Malfatti. Fischio d'inizio che è arrivato in questo momento. Roma a gestire male il primo possesso. Fionchetti in porta, in quintetto insieme ad Avellino, Fortino, Biscossi e Cutruneo. Ci sono invece l'ex Ducci tra i pali per la Sandro Abate insieme a Galletto, Botta, Maltaure Di Lucio. Questo è il quintetto scelto da Piero Basile. Occhio qui subito alla conclusione al volo col mancino di Rodolfo Fortino. Dicevamo, cercheremo anche un po' di aggiornarvi e di seguire per quanto possibile quanto accadrà sugli altri campi in questa ultima giornata. Devono ancora arrivare verdetti pesanti, soprattutto in ottica salvezza diretta e ovviamente relativi play-out. Ma c'è vita anche per un piazzamento nei playoff. Occhio qui ad Avellino che cerca di battere Ducci, che respinge, e poi nuovamente Lusio Avellino a portare avanti la Roma dopo 33 secondi di partita. Roma subito avanti. Non esulta Lusio Avellino, che è ex di questa sfida. E Roma subito avanti, lo abbiamo detto, dopo 33 secondi il gol di Lusio Avellino. Sandro Abate che si è fatta un po' sorprendere su questa imbucata profonda proprio per Avellino, che ha trovato prima la risposta di Ducci e poi sulla ribattuta col piattone ha indirizzato il pallone sul secondo palo, portando avanti la Roma. Intanto Sandro Abate che si guadagna, con questo errore di Cutruneo in fase di trasmissione, si guadagna un buon corner. Galletto Scodella, pallone appoggiato per Maltauro che prova ad andare forte dentro. C'è ancora Cutruneo su quella linea di passaggio a mettere nuovamente il pallone in calcio d'angolo. Se ne sta andando il primo minuto di gioco qui al Pala Malfatti. Ci ha messo 33 secondi la Roma a sbloccare la partita con Lusio Avellino.
Altra conclusione, altro rimpallo e altro corner, il terzo consecutivo praticamente per la Sandro Abate. Serie di movimenti all'interno dell'area di rigore, arriva un altro tocco, si resta lì, sempre con un calcio d'angolo. Altro pallone scodellato per la conclusione al volo di Di Luccio, fa buona guardia Lucio Avellino, poi Ducci è costretto a spazzare il pallone direttamente dalla parte opposta. Non vi abbiamo dato la terna arbitrale di questa partita. Primo arbitro è Nicola Maria Manzione della sezione di Salerno, coadiuvato da Andrea Colombo della sezione di Modena. Al crono siede invece Antonio Nappo della sezione di Ercolano. Intanto seguiamo questa azione della Roma con Cutruneo che prova a saltare Galletto, che è bravo a fermarlo e a spingere anche la transizione, la conclusione centrale di Galletto. Buona risposta da parte di Fionchetti, poi Galletto qui reclamava un fallo non ravvisato dagli arbitri. Roma che è già ripartita battendo velocemente la rimessa laterale. Cutruneo, Avellino, in buca dentro per Matteo Biscossi che torna all'indietro da Lucio Avellino, giro palla giallorosso, Fortino, Biscossi cambia lato, Roma che va a gestire il possesso palla con Cutruneo che prova a saltare, secca un avversario, alla fine si trascina il pallone oltre la linea laterale del campo. Sarà rimessa per la Sandro Abate. Sandro Abate subito sotto, lo abbiamo detto, dopo 33 secondi il gol realizzato da Luciano Avellino. Quindi Luccio a toccare per ultimo il pallone, rimessa che sarà ancora della Roma con Biscossi che ha già rimesso in moto Lucio Avellino. Anche la Roma ovviamente guarda con grande attenzione a quelli che sono gli sviluppi dagli altri campi. Roma che a quota 50 appaiata la Feldieboli, a un solo punto di distanza dal Napoli, impegnato a Orte contro l'Active Network. È chiaro che con un pareggio o una sconfitta del Napoli la Roma potrebbe superare in classifica. Intanto Maltauro capitalizza il contropiede della Sandro Abate, 17-27, già 2 gol al Pala Malfatti, prima Lucio Avellino, poi Maltauro, 1-1. Ha indirizzato bene questo pallone Maltauro. Curioso perché il gol di Avellino è arrivato dopo 33 secondi e il gol di Maltauro dopo 2 minuti e 33 secondi. Praticamente a 2 minuti esatti di distanza l'uno dall'altro. Tutto nuovamente in equilibrio. Avellino qui con la nuca sfortunato, viene di fatto colpito dal pallone e concede la rimessa laterale in zona d'attacco alla Sandro Abate. Botta prova ad andare dentro da Galletto, poi ancora Botta, Maltauro per un attimo, alla fine Fionchetti con le mani prova a riorganizzare l'azione della Roma. Biscossi quasi surplus su Galletto, si sposta il pallone sul destro, calcia. Galletto lo mura in rimessa laterale, Roma che ripartirà all'interno della sua metà campo difensiva. 1-1. Gol a stappare la partita di Lucio Avellino, poi pochi istanti fa il pareggio di Alexandre Maltauro. Ricordiamo che siamo in diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio 5. Potete commentare la diretta, se avete domande e curiosità cercheremo il più possibile ovviamente di rispondervi e vi coinvolgeremo anche nel secondo tempo per aiutarci un po' a votare e scegliere l'MVP di questa partita. Vi invitiamo anche a mettere il vostro like e il vostro follow al canale della Divisione Calcio 5, tutte le partite, gli highlights, tutti i contenuti della futsal italiano
che si appresta a vivere uno dei momenti clutch, clou della stagione, ovvero i playoff. Pallone imbucato dentro intanto da Avellino, occhio che è buono per Di Eugenio, è buona anche l'uscita di Ducci che con il petto allunga la traiettoria direttamente in rimessa laterale. Occhio a Lucio Avellino. Che prova a girare in porta questo pallone. Viene murato da Botta. In una settimana che sta regalando al movimento futsal degli addii pesanti ed importanti, con la Kame che ha annunciato la separazione dopo 11 stagioni consecutive da capo allenatore da parte di Silvio Rocia. Occhio qui a Cutruneo che è riuscito a sbucare alle spalle di Di Lucio. Si era mosso nell'ombra Cutruneo, rischiando di infilare in porta il gol del 2-1. L'anticipo di Di Eugenio che cerca la giocata a norma del vantaggio. Pallone che sbuca buono ancora per Cutruneo. Dicevamo dell'addio di Silvio Rocia alla Kame, ma è arrivato anche il saluto dell'Eco City a un gigante come Stefano Mammarella. Eco City che tra l'altro è stata penalizzata di 2 punti in classifica. 2 punti che dovranno essere scontati proprio nel campionato in corso e che ridisegnano un pochino l'assetto della classifica. Cerchiamo intanto di fare magari un primissimo giro sugli altri campi e capire i risultati che stanno maturando. Dicevamo che la Roma segue con particolare interesse la sfida di Orte tra Active Network e Napoli. Napoli avanti 1-0 fino a questo momento. Una già retrocessa CDM sta invece battendo 1-0 la Pirossigeno, una Pirossigeno invece obbligata a vincere per rimanere in corsa per una salvezza che fino a 2 giornate fa sembrava un'impresa titanica. Poi il gol di Canal allo scadere nell'ultimo turno di campionato ha letteralmente riacceso la luce. Rotazioni intanto sulle 2 panchine, c'è spazio per Canarino, maglia numero 3 della Sandro Abate. Chiaramente mister Piero Basile ha tanti giovani in panchina, giovani che sicuramente avranno minutaggio nel corso di questa partita. Occhio qui alla grandissima conclusione di Michel, partito fortissimo questo pallone dal destro del giocatore spagnolo. Bella parata di Ducci, conclusione di Michele che non era angolatissima ma veramente molto molto potente. Riccardinho, dicevamo dei giovani che vedremo sicuramente in campo per la Sandro Abate. Roma che invece ha proprio nei giovani le fondamenta del suo progetto tecnico. Molti dei giocatori che ormai stabilmente sono in campo per i giallorossi provengono dalla formazione Under 19, come ad esempio Ceccarelli e Michele che sono adesso in campo. Ancora Michele, altra conclusione folte col destro. Tanto Napoli che ha allungato già sul 3-0 sul campo dell'Active Network. Napoli che vincendo potrebbe sicuramente blindare il terzo posto in classifica.
Occhio qui che la Roma attacca con la puntata di Ricardinho che finisce altissima sopra la traversa. Rimessa laterale. Occhio qui alla conclusione, tentata da Ricci, la parata con i piedi di Fionchetti, rapido ad andare giù e a respingere la conclusione di Ricci. Sandro Abate che rimane in zona d'attacco avrà a disposizione una rimessa laterale. Occhio qui al pallone dentro, un paio di tocchi, alla fine è bravo Canarino a garantire un nuovo possesso alla Sandro Abate, poi cerca la giocata in banda Maltauro, chiuso in rimessa laterale. Maltauro che ha siglato il gol dell'1-1, intanto c'è forse un problema al cronometro del Palamo Alfatti. Cronometro che aveva già dato problemi in occasione della sfida che la Roma ha giocato qui, il derby contro l'Eco City, tant'è che praticamente per tutto il secondo tempo gli arbitri hanno tenuto il conteggio dei minuti. Cerchiamo di capire perché Manzione si è diretto prima in zona panchina della Roma, adesso sta parlando con Piero Basile. Ricci calcia forte, pallone rimpallato e lo stesso Ricci ad appoggiarsi all'indietro su Daniele Ducci, prova ad andare lungo, non riesce a trovare Maltauro, pallone che scavalca il numero 9, scavalca anche la traversa e saranno le mani di Fionchetti a far ripartire la Roma, pallone che però non ne vuole sapere di scendere dalla rete posta alle spalle della porta di Fionchetti, e dal tavolo del cronometrista arriva un altro pallone. Si può tornare a giocare, minuti anche per Donatiello, per la Sandro Abate, pallone imbucato dentro per Rodolfo Fortino, va a lottare con lui Ricci. E Roma che si guadagna un altro giro da rimessa laterale a 12 minuti e 20 praticamente da giocare. Qui la conclusione di Fortino che chiedeva una deviazione di Ricci non vista dagli arbitri. Sbraccia, si agita Rodolfo Fortino, ma il pallone è buono per Maltauro, gran controllo e sinistro potente ma alto sopra la traversa. Altra buona giocata di Maltauro, al di là del gol sicuramente il più pericoloso per la Sandro Abate. E Roma che va a gestire questo possesso con Cutrupi che imbuca dentro per Biscossi. È buono il raddoppio di Maltauro. Donatiello allarga il pallone per Ricci che ha provato a sterzare, ad andare alla conclusione con il destro. Tanto ha pareggiato il Cosenza sul campo della CDM 1-1 ed è avanti anche l'Eco City. 1-0 sulla Feldi Eboli, un risultato che sarebbe prezioso in caso di vittoria per la Roma, perché Feldi e Roma, abbiamo detto, sono appaiate a quota 50 punti in classifica e la Roma potrebbe guadagnare una eventuale posizione in caso di vittoria e contemporanea non vittoria della Feldi Eboli. Insomma, sono ancora tanti gli scenari
possibili quando ci avviciniamo alla chiusura di questa regular season. E Roma in possesso con Biscossi, Cutruppi in buca dentro per Rodolfo Fortino, di ritorno a Cutruppi, ancora Fortino a lottare quasi all'altezza del calcio d'angolo, prova a far uscire il pallone. Continuano ad arrivare aggiornamenti anche dai colleghi che sono impegnati in telecronaca sugli altri campi. Faremo magari un bilancio delle partite ormai a fine primo tempo, anche per non rischiare di distrarci troppo da quello che sta accadendo al Palam Malfatti. Cutruppi cerca la giocata, Donatiello da Ricci, ancora Donatiello, alla fine da Ricci in qualche modo riesce ad appoggiarsi su Galletto. Botta da Ricci, pallone spedito in avanti, lottano Botta e Avellino spalla a spalla, alla fine è Avellino l'ultimo a toccare il pallone, poi bel sorriso di fair play con Botta. Ducci prova ad andare lungo, da Ricci si impegna, Fianchetti è bravo a far sfilare il pallone e a rimettere subito in moto Matteo Biscossi. Fortino, difesa del pallone, scarico su Matteo Biscossi, Avellino, Fortino, altra enorme stagione di Rodolfo Fortino, infinito. Biscossi dentro da Fortino, di ritorno per Matteo Biscossi. Altra rimessa per la Roma. Sguardo al cronometro, abbiamo superato la metà di questo primo tempo, un primo tempo che sta scorrendo via direi molto velocemente. Occhio qui a Fortino che si coordina in rovesciata. Strappa gli applausi del pubblico, non riesce però a battere Ducci, che poi colpisce con questo rinvio il soffitto del Palam Malfatti e come da regolamento si ripartirà da una rimessa laterale in favore della Roma. Qui andiamo a riapprezzare la giocata di Rodolfo Fortino. Grazie alla nostra regia, sempre puntuale nel proporci questi replay. Cutruppi, Avellino prova ad imbucare dentro, un paio di deviazioni, corner Roma. Avellino prova a servire Cutruppi che stava tagliando all'altezza del secondo palo, altra deviazione e altro corner per i ragazzi allenati da Fabrizio Reali. Altro tocco, stavolta di Botta, le proteste per un attimo di Rodolfo Fortino che chiedeva un tocco con il braccio. Direi sembrava regolare l'intervento di Botta, almeno in presa diretta. Galletto prova a far correre Donatiello, viene chiuso in rimessa laterale, arriva un time out chiamato da Piero Basile sulla panchina della Sandro Abate e allora noi ne approfittiamo per mettere un po' di ordine. 8 minuti e 55 secondi. Fischio degli arbitri, anche meno spettatori del solito al Palam Malfatti. Praticamente aveva fatto sempre il tutto esaurito la Roma nelle gare giocate qui a Rieti. È chiaro che il weekend di sole, ma soprattutto il ponte del 1° maggio
hanno portato molti a fare magari una bella passeggiata, una bella escursione. Dopo il time out si torna a giocare. Maltauro circondato da giocatori della Roma perde il pallone e Michel prova a ripartire. Cutruneo. Michel prova a sfruttare il blocco di Lopez, poi Ricardinho prende la corsia centrale, va con il mancino, calcia, una serie di rimpalli per un attimo Michel che è bravo a sporcare il pallone ad Ricci e Ducci con le mani mette in moto proprio il numero 23. Di Lucio cerca Maltauro, Cutruneo, Ricardinho, Michel, Cutruneo, paio di finte col sinistro, poi va col destro che non è il suo piede naturale, ma viene comunque murato in rimessa laterale. Una Sandro Abate comunque molto rimaneggiata qui al Palama Malfatti, perché insomma non c'è Alex, non c'è Dimas, sarebbe stato un altro degli ex tra l'altro di questa sfida. Occhio qui a Maltauro che riesce ad anticipare Fionchetti colpendo il pallone di testa, non riuscendo però ad indirizzarlo verso lo specchio della porta. Cutruneo ha già rimesso in moto la Roma. Michel fortissimo col sinistro, ci ha messo le mani Ducci, forse anche con l'aiuto del palo. Missile di Michel, conclusione potentissima, tra l'altro con il mancino che non è il suo piede. Occhio dentro, Lopez dimenticato, una serie di rimpalli, alla fine Cutruneo e in qualche modo Maltauro si salva in calcio d'angolo. Grandissima occasione per la Roma, direi doppia occasione, prima con Lopez poi con Cutruneo. Altro pallone imbucato per Michel che apre il destro, deviazione, corner. Roma che rimane lì a dare pressione. C'è Luca che esalta le qualità di Ducci, assolutamente sì, si sta confermando tra i migliori portieri di questa Serie A Daniele Ducci, che come abbiamo detto in apertura di telecronaca è un ex di questa sfida, lui che di fatto è stato lanciato dall'Olympus prima che divenisse AS Roma e poi durante questa stagione è arrivata la chiamata della Sandro Abate. È chiaro che alla Roma Ducci aveva anche un po' la strada chiusa da Sarmiento, stasera è indisponibile perché è infortunato. Intanto Lopez calcia, batte Ducci e a 7 minuti e 8 secondi Lopez riporta avanti la Roma 2-1 al Palama Malfatti. Eccolo Lopez ancora bravo a difendere il pallone sulla pressione di Lucio. Poi la conclusione ancora di Michel. Continua questo duello, questa partita nella partita tra Michel e Ducci. Ducci che non ha potuto nulla prima sulla conclusione di Lopez, ma è stato bravo adesso a respingere di piede quella di Michel. Fionchetti lungo, l'uscita di Ducci che anticipa Ricardinho.
non c'è neanche capitano Abate, non l'avevamo inserito tra la lista degli assenti in questa partita per la Sandro Abate. Ok, il pallone imbucato sul secondo palo, Lopez ben contenuto da Darici. Cutruneo di testa, Di Lucio va a commettere fallo in gioco pericoloso, piede a martello e gamba alta, fallo speso da Di Lucio e calcio di punizione già battuto dalla Roma con Lucio Avellino che tocca per Di Eugenio. Cutrupi, stiamo un po' citando le assenze da una parte e dall'altra, ovviamente per la Roma pesa tantissimo quella di Antonino Isgrò, per lui stagione finita anzitempo per un infortunio al legamento crociato. Facciamo un grandissimo in bocca al lupo a Nino Isgrò. Intanto Ducci si libera del pallone e lo spedisce direttamente dalla parte opposta. Roma che è già ripartita con Rodolfo Fortino, la sua lata per Cutrupi. Ducci, Maltauro si appoggia all'indietro su Galletto, prova ad andare Gennaro Galletto che prova anche a calciare Fionchetti, attento ad allungare la traiettoria in calcio d'angolo. Qui andiamo a rivedere la giocata di Gennaro Galletto. Corner Sandro Abate, pallone scodellato da Ricci, potente al volo, ma ancora lì a mani aperte Fionchetti a dire di no. La conclusione forte ma centrale da parte di Daricci. Pallone imbucato dentro, Di Eugenio tocca praticamente dallo stesso punto di campo, ma dal lato opposto la Sandro Abate potrà battere questa rimessa laterale quando mancano poco più di 5 minuti alla fine di questo primo tempo. Intanto qui grandissima conclusione da parte di Maltauro. Arriva il pareggio della Sandro Abate, 2-2. Direttamente da rimessa laterale. Galletto all'indietro per Maltauro. Conclusione potentissima col sinistro, altro gran gol di Maltauro, 2-2 e tutto nuovamente in equilibrio. Super gol davvero di Maltauro, sinistro potentissimo che ha battuto Fionchetti, 2-2 al Palamo Alfatti. Un primo tempo comunque direi sostanzialmente divertente in cui abbiamo visto 4 gol. È chiaro che i ritmi non sono forsennati per nessuna delle due squadre, c'è l'urgenza stringente del risultato, situazioni in cui magari si gioca anche un pochino più con la mente libera e possono venire fuori belle giocate, e ne abbiamo già viste sicuramente un paio, come la rovesciata di Rodolfo Fortino e questo bel gol di Maltauro. Di Eugenio rientra sul destro, calcia, Ducci si tuffa alla sua destra, respinge, poi Fortino botta, Di Lucio non riesce ad arrivare prima di Lucio Avellino che viene chiuso da Galletto. Ottimo intervento di Gennaro Galletto, il doppio passo, la conclusione col sinistro, chiedeva una deviazione Galletto. Cutrupi già dall'altra parte, la Roma, buona imbucata di Cutrupi, non era facile per Fortino riuscire a coordinarsi, è riuscito comunque ad arrivare sul pallone numero 20 ma non ad indirizzarlo in porta. Cambi Sandro Abate
Ancora campo per Canarino in maglia numero 3. Tanto arriva un calcio di punizione. A 2 a 3 minuti e 46 da giocare in questo primo tempo. Cutrupi si appoggiano in diretto su Lucio Avellino. Michel 1 contro 1, conclusione forte e ancora una volta Ducci allarga le braccia. Michel, come a dire, mi sta prendendo tutto stasera Ducci. Abbiamo anche un po' scherzando prima, ha detto di un duello, di una partita nella partita. Occhio qui, botta, il break centrale, non c'è fallo e poi Avellino cerca di far correre Rodolfo Fortino. Chiedeva un fallo, Botta, che era stato bravissimo nell'anticipo e poi nel break centrale, ma il Tauro sfiora solamente il pallone. Cutrupi attacca, prova il doppio passo su Botta, che lo aspetta lì e lo chiude in rimessa laterale. Michel, Avellino, pallone ancora per Michel, Cutrupi, pallone allargato, ancora Michel, Avellino, Cutrupi, finta la conclusione, cerca di ricavarsi spazio, poi un paio di giocate da parte di Christopher Cutrupi. Michel fa sedere un avversario e poi con la punta infila il gol del 3-2. Bella giocata di Michel, che dopo averci provato almeno 4-5 volte alla fine trova l'angolino giusto e riporta la Roma avanti 3-2. La finta di Michel con Canarino che è andato in scivolata e Michel ha suolato il pallone e poi con la punta del piede sinestro lo ha messo alle spalle di Daniele Ducci. Roma per il momento fin qui 2 volte avanti e 2 volte rimontata dalla Sandro Abate. Questo è il terzo vantaggio nella partita per i ragazzi di Fabrizio Reali e vediamo se anche in questo caso la Sandro Abate riuscirà ad impattare il match. Intanto fuori Canarino, torna in campo Donatiello. Adesso nel quartetto di movimento insieme a Maltauro, Galletto e Botta. (2:05) da giocare nel corso del primo tempo. Roma 3, Sandro Abate 2. Michel va ancora sul sinistro, trova sul secondo palo Ceccarelli e Poker Roma. Arriva anche la firma di Ceccarelli ad 1:57 dalla fine del primo tempo. Quarto gol della Roma. Cutruneo calcia, colpisce sulla schiena Donatiello. Qui altra deviazione, sarà rimessa laterale per la Sandro Abate, che adesso ha 2 gol da recuperare qui al Palamalfatti, ma ovviamente la partita è ancora lunghissima. Roma che recupera il possesso. Cutruneo, tocco di Donatiello e poi Fionchetti.
in avanti per Ceccarelli che cerca di controllare il pallone, viene chiuso forte da Di Lucio che è bravo a guadagnarsi la rimessa laterale. Di Lucio imbuca dentro per Galletto, duello con Lucio Avellino, vediamo di chi è l'ultimo tocco, forse proprio di Galletto. Tanto fuori Avellino, dentro Ricardinho, sarà rimessa laterale in favore della Roma quasi all'altezza del cerchio di centrocampo. Ricardinho può sfidare in 1 contro 1 Galletto, imbuca sul secondo palo per Ceccarelli che trova la doppietta personale e la Roma allunga sul 5-2. Doppietta di Ceccarelli, occhio qui alla giocata di Cutruneo, forse a metà tra un tentativo di conclusione di assist sul secondo palo. Sfuma questa possibile occasione per la Roma, di testa Michel, Cutruneo arpiona, Donatiello riconquista e Di Lucio scarica all'indietro su Ducci che porta il pallone, va forte alla conclusione, vediamo se c'è stata la deviazione. Sì, da parte di Ricardinho che si accusa anche del tocco e dunque si ripartirà con un corner per la Sandro Abate che però praticamente in 1 minuto e mezzo dal 2-2 si ritrova sotto adesso 5-2. È chiaro che sta molto sperimentando Piero Basile. Qui il pallone è imbucato sul secondo palo, non può arrivarci Donatiello. E allora rimessa laterale Roma ad una manciata di secondi dalla fine del primo tempo. E Roma che attacca con Michel, l'1 contro 1, la conclusione Ducci e poi Ceccarelli ad un passo dalla tripletta personale, ha colpito la traversa dopo la parata di Ducci. Ceccarelli buon recupero di Cutruneo, arriva però la sirena a sancire la fine del primo tempo e i primi 20 minuti che vanno in archivio con la Roma avanti 5-2 sulla Sandro Abate. Ci prendiamo una piccolissima pausa, torniamo tra poco per raccontarvi il secondo tempo di Roma Sandro Abate.
Ben ritornati in diretta dal Pala Malfatti, tutto pronto o quasi per il secondo tempo di Roma-Sandro Abate. Un primo tempo corso sui binari dell'equilibrio, con Roma 2 volte avanti e poi 2 volte raggiunta dalla Sandro Abate, un equilibrio che poi si è rotto con il tris in rapida successione della Roma, che ha chiuso il primo tempo avanti 5-2. Sono arrivati i parziali anche da tutti gli altri campi. Attualmente Active Network e Fortitudo Pomezia sarebbero ai play-out, parlando di zona salvezza, con la Pirossigeno retrocessa insieme a Savia Testa Mantova e CDM. È chiaro che mancano però ancora 20 minuti. Cambio tra i pali della Sandro Abate, fuori Ducci, dentro Vitiello, e chiaramente c'è spazio un po' per tutti. Fischio degli arbitri, gli ultimi 20 minuti di regular season per Roma e Sandro Abate, che iniziano con la Roma in controllo di questa partita sul 5-2. Una Sandro Abate, lo abbiamo detto, imbottita di giovani e senza giocatori pesanti come Everton, Alex, Dimas. Insomma, sono tante le assenze per Piero Basile. Per la Roma abbiamo detto invece dell'assenza, ma ormai Roma che dovrà farci l'abitudine, a quella di Antonino Isgrò. Out anche Sarmiento, che si è infortunato proprio nel derby contro l'Eco City. Ci state seguendo sulla diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5, vedo che state commentando molto quanto sta accadendo al Pala Malfatti. Roma che gestisce questo possesso con Ricardinho, la sterzata offre il pallone a Biscossi, che prova ad andare di prima per Rodolfo Fortino. Duello tra veterani vinto da Botta e Sandro Abate, che prova a ripartire con le finte in banda di Galletto, che cerca di scodellare questo pallone per Maltauro. Fortino ha capito tutto e dà un nuovo giro con questo possesso palla alla Roma. Occhio al pallone dentro, Vitiello blocca. Galletto cerca il tunnel su Ricardinho, non c'è fallo commesso dal giocatore della Roma. Aveva cercato la grande giocata Gennaro Galletto. Fortino si appoggia su Lucio Avellino. Ricardinho 1 contro 1 su Maltauro. La rulletta di Ricardinho, che però alla fine perde il pallone, e allora la Sandro Abate che prova a gestire con Di Lucio. Si fa vedere Botta per dare una linea di passaggio, imbucata dentro per Maltauro. Botta, Di Lucio, Botta, giro palla della Sandro Abate, anticipo di Biscossi, 3 contro 2 che si sviluppa per la Roma. Avellino, arriva Fortino e ci mette una pezza Vincenzo Botta, che riesce a salvare sul piattone di Rodolfo Fortino, a concedere solamente il calcio d'angolo alla Roma a 17 minuti 11 secondi. Si rimane sul 5-2, punteggio con il quale le due squadre erano andate a riposo. Fortino qui voleva forse aprire di prima per Ricardinho, ha finito però per ciccare il pallone e Ricardinho riesce comunque a mantenere vivo il possesso per la Roma. Biscossi, Avellino, pallone per Ricardinho, un paio di sterzate, la sua lata, Fortino di tocco per Biscossi, giro palla prolungato della Roma. Biscossi, Fortino,
il contromovimento di Ricardinho che prova ad imbucare sul secondo palo per Biscossi, buona chiusura di Maltauro. Di Maltauro invece entrambi i gol sempre nel primo tempo per la Sandro Abate, bellissimo il secondo, tra l'altro sugli sviluppi di una palla da fermo è arrivato in corsa per calciare Maltauro, che con un grandissimo sinistro non ha lasciato scampo a Fionchetti. Biscossi, Fortino la lascia lì per Biscossi che apre il destro. Ennesima pallonata in questa partita presa da Botta, che concede ancora alla Roma un'altra rimessa laterale. 16 minuti 25 secondi. Biscossi offre il pallone a Lucio Avellino che torna all'indietro da Fionchetti, alza la testa, vuole lungo Rodolfo Fortino, l'uscita di Vitiello e da Ricci a dare impulso alla manovra della Sandro Abate. Di Lucio dopo il tocco di Rodolfo Fortino, Botta porta il pallone davanti alla sua porta, poi scambia bene con Maltauro, buona combinazione della Sandro Abate. Da Ricci la sterzata e la conclusione, grande sviluppo della Sandro Abate, gran gol di Da Ricci. 5-3 a 15 minuti e 55 secondi dalla fine di questa partita. Torna a 2 gol di svantaggio la Sandro Abate, che ha sviluppato davvero molto bene l'azione del gol del 5-3 con il pallone alle spalle per Botta, bravo a servire Da Ricci altrettanto bravo nella sterzata e nella conclusione con il destro che ha sbattuto sul palo interno, quello di supporto alla porta. Per il gol del 5-3 della Sandro Abate che adesso attacca con questa rimessa laterale. Chiaramente manca un'eternità alla fine di questa partita, vediamo se ci sarà ancora spazio per i giovani, per Piero Basile. È chiaro che queste sono anche un po' le occasioni per testare qualche prodotto del settore giovanile. Botta riesce ancora a tenere in campo il pallone, bella giocata, e poi Da Ricci scambia con Maltauro. Grande partita di Botta qui al Palamo Malfatti, tutta l'infinita esperienza di una istituzione del futsal e soprattutto del futsal in Campania. Napoli, Sandro Abate, Real San Giuseppe, lui che ha vissuto tutte le più importanti realtà proprio del futsal campano. Intanto seguiamo questa azione della Roma. Avellino apre per Christopher Cutrupi, cerca luce sul sinistro, torna da Di Eugenio, controllato da Di Lucio. Avellino apre per Rodolfo Fortino, cerca quasi l'isolamento in banda, poi preferisce ragionare e tornare da Avellino. Giro palla della Roma, buono l'anticipo di Botta, buono anche l'anticipo di Lucio Avellino su Di Lucio. Avellino poi si appoggia indietro su Fionchetti, che in qualche modo riesce a tenere vivo questo pallone. Fortino la gira di prima per l'1 contro 1 di Eugenio, che torna proprio da Rodolfo Fortino. Cutrupi può sfidare Da Ricci, Cutrupi si porta il pallone sul mancino a Avellino, conclusione deviata da Di Lucio, secondo gli arbitri. Di Lucio che diceva che il tocco era di un giocatore della Roma, e si ripartirà con un calcio d'angolo per i ragazzi allenati da Fabrizio Reali, calcio d'angolo del quale si incarica Alessio Di Eugenio. Di Lucio
spinge la transizione, offre a Darici che da posizione defilata calcia e riesce a tirare fuori il massimo probabilmente da quella situazione, ovvero una rimessa laterale a 13 minuti e 23 secondi dalla fine di questa partita. Dicevamo una partita che non ha tantissimo da dire in termini di stimoli e di obiettivi per le due squadre. Roma che potrebbe semplicemente un po' migliorare la posizione di chiusura della regular season, ma Roma che dovrebbe sperare in un passo falso del Napoli. Napoli che invece sta vincendo 4-1, l'ultimo aggiornamento di risultato che avevamo sul campo di Orte e dell'Active Network. Il velo di Di Luccio, abbiamo parlato prima di futsal in Campania e futsal campano che dall'anno prossimo in Serie A, oltre a Napoli, Sandro Abate, Sala Consilina, si arricchirà di un'altra importantissima realtà, ovvero il Benevento, che ha conquistato proprio quest'anno il double con la vittoria della Coppa Italia ad Ancona e la promozione in Serie A. Qui errore in fase di giro palla della Roma. Sandro Abate che ripartirà da una rimessa laterale fuori di Luccio, torna a Maltauro. Maltauro è bravo ad aggirare Di Eugenio, un paio di giocate, di finte, alla fine è proprio di Maltauro, però l'ultimo tocco è stato caparbio Alessio Di Eugenio a non mollare dopo aver perso il primo duello con Alexandre Maltauro, classe 1999. Fuori adesso Di Eugenio, al suo posto torna Lucio Avellino che va da Cutruneo. Michel Cutruneo Avellino. La Roma muove il pallone a 2 gol di vantaggio, 5-3, lo muove male qui però Michel che voleva restituirlo a Lucio Avellino, ma praticamente lo ha passato a David Patrizzi, preparatore dei portieri della Roma, che lì seduto sulla sua seggiolina a bordo campo. E Sandro Abate che gestisce il possesso. Darici la tocca all'indirizzo di Canarino, che alla fine però perde il pallone. Allora Cutruneo prova a rientrare sul sinistro. Galletto dopo il tocco di Lucio Avellino prova a spingere Galletto, le finte su Cutruneo che è bravo ad aspettarlo lì, ma dopo un paio di tocchi il pallone è ancora nella disponibilità della Sandro Abate. Darici, Maltauro, Galletto prova a tornare dentro da Maltauro, tocco di un giocatore della Roma, si trattava di Michel, e rimessa laterale per la Sandro Abate. 11 minuti 13 secondi, 5-3 per la Roma dopo il 5-2 con cui si è chiuso il primo tempo. È arrivato il terzo gol in questa ripresa per la Sandro Abate. Michel calcia, un paio di deviazioni e Roma che avrà a disposizione un calcio d'angolo. Ricordiamo che se avete domande e curiosità potete farcele sulla diretta YouTube. Cutruneo perde il pallone, Galletto, grande chance per la Sandro Abate per portarsi sul 5-4, aveva fatto tutto bene Galletto con lo scippo su Cutruneo e poi con il sinistro non è riuscito a centrare lo specchio della porta e a battere un Fionchetti che era uscito anche un po' alla disperata. Ceccarelli, pallone per Michel, scambio con Cutruneo e Michel torna ad aprire per Avellino.
Galletto per un attimo, Roma a gestire, Ceccarelli vuole Cutroneo, anticipo secco da parte di Maltauro. È bravo Cutroneo che riesce, anzi no, a tenere vivo il pallone. Gestisce il possesso la Sandro Abate, che poco fa con Galletto ha avuto una grandissima chance per provare a portarsi sul 5-4. Pallone lungo, facile, preda di Fionchetti. Ceccarelli e poi Cutroneo. Si riporta +3 la Roma con il gol di Ivan Cutroneo. È il gol che ridà 3 gol di vantaggio alla Roma. Stavolta Ceccarelli in versione assist man per il rimorchio centrale di Cutroneo, sinistro potente sotto le gambe di Vitiello. E Roma che trova il sesto gol di questa partita. Ceccarelli, pallone per Biscossi, Avellino, Fortino. È strano comunque nei 6 gol della Roma non vedere al referto Rodolfo Fortino. E intanto qui Maltauro allunga sportivamente il pallone in rimessa laterale perché c'è un giocatore a terra. Si tratta di Lucio Avellino, forse ha sbattuto sui tabelloni pubblicitari a delimitare il campo qui al Palamo Malfatti di Rieti. Si rialza, comunque nulla di grave per Lucio Avellino. La Roma che crediamo andrà a restituire il pallone alla Sandro Abate e lo fa con Fortino che va da botta. Applausi sportivi del pubblico del Palamo Malfatti di Rieti. Maltauro spizza solamente il pallone di testa e alla fine Fionchetti è costretto di fatto a concedere il calcio d'angolo alla Sandro Abate a 8 minuti e 42 secondi dalla fine di questa partita. Anzi, si tratta di rimessa laterale, non di corner. È pronto Botta che scodella Di Luccio, prova a mettere giù il pallone, lo fa bene con il petto. Botta, il contromovimento da parte di Donatiello che si era mosso bene stavolta ad attaccare alle spalle la linea di pressing della Roma. Botta pressato da Biscossi, non c'è fallo, rimane a terra Botta. Va a scusarsi con lui Matteo Biscossi. Molto simpatico questo siparietto con Lucio Avellino che a distanza sorridendo urla a Botta: alzati, alzati. Colpo alla mano, sembrerebbe per Botta che si sta toccando il polso sinistro, nulla di particolarmente grave però per il giocatore della Sandro Abate. Intanto Maltauro, Ceccarelli calcia col mancino ma va lontano dal bersaglio.
Tra pochissimo faremo anche un giro sugli altri campi. Donatiello rimontato da Ceccarelli, tira fuori comunque un calcio d'angolo da quella situazione il giovane giocatore della Sandro Abate. Corner per i ragazzi di Piero Basile, c'è Botta sul punto di battuta, Maltauro controlla, colpisce sul petto, occhio qui alla giocata di Cutruneo, si apre il campo, Cutruneo, tocco morbido a battere Vitiello, doppietta anche di Cutruneo, settimo gol della Roma a 7 minuti e 42 dalla fine. Adesso si fa importante il divario per la Sandro Abate, che intanto prova ad andare con Maltauro, che vince il duello fisico con Alessio Di Eugenio, poi prova a scaraventare in porta il pallone, trova una deviazione e la rimessa laterale fuori. Maltauro torna in campo Canarino. Canarino che gira in porta questo pallone, arriva la conclusione da parte di Lopez, anche lui tra i giocatori a segno in questa partita, ha messo il suo timbro nel primo tempo, il giocatore maglia numero 17 della Roma. Botta prova ad andare da Donatiello, fermato da Cutruneo. Qui altra palla persa dalla Sandro Abate e altra rimessa per la Roma. Chiaramente partita che rischia di avere poco da dire. 7-3 per i giallorossi. Che, lo ricordiamo, entravano in questa partita con gli stessi punti della Feldi Eboli, che sta però vincendo, e dunque posizioni di classifica che rimarrebbero cristallizzate, con Roma e Feldi Eboli che tra l'altro potrebbero essere anche avversarie se così dovesse rimanere tutto nel primo turno dei playoff. E se dovesse finire così, la Sandro Abate troverebbe la meta Catania. Servirebbe ovviamente una grande impresa per fermare la squadra che ha vinto tutto: Coppa della Divisione, Coppa Italia, ma soprattutto ha il campionato, ancora il tricolore cucito sul petto. Occhio qui che Ceccarelli va a duello con Chiariello. Esordio in questa partita per il numero 5 della Sandro Abate, altro giovane lanciato da Piero Basile. Pallone all'indietro, la conclusione potente col sinistro di Canarino, si immola Cutruneo. Chiaramente, se avete voglia di condividere con noi il vostro migliore in campo, fatelo sulla chat e sulla diretta. Canarino vuole lo scarico su Galletto, che non riesce a controllare, ma si congratula comunque con il suo compagno di squadra, perché era buona quella linea di passaggio, meno buona questa di Cutruneo. Palla persa da una parte, palla persa dall'altra, e allora rimessa laterale per la Sandro Abate. Donatiello la lascia lì per Galletto, pressato da Cutruneo. Donatiello difende il pallone
prova a scodellarlo per Galletto, buona giocata qui da parte di Donatiello, buona anche la chiusura di Ceccarelli. Ceccarelli autore di una doppietta proprio come Cutruneo per la Roma. Di Michele Lopez e Lucio Avellino gli altri gol giallorossi. Partita che non ha nessun ammonito, ma in generale credo sia stato fischiato complessivamente solo un fallo tra primo e secondo tempo, e questo dà anche un po' l'idea di come le due squadre insomma non stiano facendo dell'intensità agonistica, mettiamo così. La prerogativa principale in questa partita. Lopez all'indietro per Ceccarelli, il velo di Lopez a favorire in banda Michele, che scambia con Lopez. Alla fine riconquista la Sandro Abate. C'è Giada che fa i complimenti a Cutruneo. Giocato un'altra partita importante, sicuramente il numero 26 della Roma, autore di una doppietta. Galletto chiude, rimessa laterale proprio Cutruneo, si è comodamente seduto in panchina. Fabrizio Reali continua a dare indicazioni, invece Piero Basile, è chiaro che c'è un po' come l'impressione che le due squadre aspettino solamente la sirena conclusiva. 4 minuti e 8 secondi da giocare, con uno sguardo ovviamente agli altri campi, che però a questo punto ad entrambe interessa direi davvero poco. Buona trama qui della Sandro Abate con Canarino, che alla fine viene chiuso in rimessa laterale e torna ad affacciarsi davanti la squadra di Piero Basile, che adesso ha ben 3 under in campo nel quartetto di movimento insieme a Gennaro Galletto. Si tratta di Canarino, Chiariello e Donatiello. Michele si appoggia di testa su Fionchetti, che prova ad andare lungo. Buona uscita di Vitiello. Occhio qui alla Sandro Abate che attacca, buona chiusura da parte di Ceccarelli, e Cutruneo gira di prima il pallone. Possesso per la Roma. Cutruneo calcia, viene chiuso da Donatiello. Michele di tocco va da Ceccarelli. Cutruneo pressato, costretto ad indietreggiare. Accarezza il pallone col sinistro e lo offre all'indietro a Fionchetti. La sua non è decisamente una carezza al pallone, viene spazzato direttamente dalla parte opposta. Mentre ci avviciniamo, direi quasi stancamente, alla fine di questa partita. 3 minuti 15 secondi, Roma avanti quasi in maniera extra large sulla Sandro Abate. Cutruneo per un attimo riesce a ripulire il pallone. Fionchetti, Michele, ancora Michele, che nel primo tempo ha ingaggiato una specie di duello personale con Ducci. Buona giocata qui da parte di Canarino, che apre il campo, calcia Canarino. Ha sbagliato la conclusione, ma ha fatto veramente tutto bene il giocatore maglia numero 3 della Sandro Abate. Qui andiamo a rivedere la riconquista del pallone, la giocata per liberarsi di un avversario, la conduzione centrale, poi la conclusione, e ci sarà spazio per altri 2 giovani della Sandro Abate. Si preparano Morra, Greco in maglia numero 13, e poi, se non sbaglio, l'altro è Faiola in maglia numero 4. Cercheremo di capire tra poco con maggiore precisione. Intanto la Roma ha riconquistato il pallone, vuole dare spazio a tutti. Piero Basile, che adesso con l'ingresso di Morra e Faiola avrà utilizzato tutta la panchina a sua disposizione. Intanto Lopez si rialza a terra, fuori Canarino, dentro in maglia numero 4 Faiola, confermiamo, e minuti anche per Morra, Greco
che qui prova la giocata su Ceccarelli ma viene chiuso. Controattacco della Roma. Sandro Abate che ancora 3 under su 4 praticamente in campo, rimane il solo Galletto. Fionchetti, Galletto prova ad andare in anticipo su Cotruneo, la giocata tentata da Cotruneo che però è l'ultimo a toccare, e allora la Sandro Abate che ad 1 minuto e mezzo avrà a disposizione questo possesso. Possesso Sandro Abate, qui però arriva una palla persa, Cotruneo, e alla fine Vitiello in qualche modo deve metterci una pezza e va a ripulire la sua area di rigore. Tra poco arriveranno gli ultimi verdetti di questa Serie A. Galletto per un attimo, Cotruneo sul pallone lungo è il primo ad arrivare, offre a Ceccarelli, all'indietro per Lopez, ultimi 40 secondi, vediamo se la Roma si ferma o se deciderà di giocare. Biscossi, Ceccarelli, la Roma che muove il pallone, taglio profondo di Ceccarelli, bravo in chiusura, in scivolata Chiariello. Cotruneo calcia, trova la deviazione di Galletto, pallone che sbatte sul soffitto del Palamalfatti, altra rimessa a Roma, ma mancano solamente 17 secondi alla fine di questa partita. Pallone all'indietro per Fionchetti che va da Ceccarelli, Roma che vuole giocare fino alla fine. Galletto a lottare, Lopez, poi vediamo se la Sandro Abate riuscirà a costruirsi un'ultima occasione. Arriva adesso la sirena conclusiva, vince la Roma che batte 7-3 la Sandro Abate al Palamalfatti di Rieti, una Roma che attualmente dovrebbe veder confermato il 6° posto in classifica. In attesa dei risultati finali dagli altri campi, grazie per essere stati in nostra compagnia. Il saluto dal Palamalfatti di Rieti e l'augurio di un buon proseguimento di serata vi arriva da Mattia Esposito.